entusiasmo, grande fermento al Teatro Comunale di Vicenza per una serata che dopo il distanziamento fisico, dopo le chiusure di questi mesi, ha finalmente il sapore dell'evento. Oltre 200.000 euro, il doppio del budget originariamente assegnato per finanziare 283 borse di studio. Banca delle Terre Venete premia il merito, premia le eccellenze scolastiche e accademiche, ma non solo. Scopriamolo insieme con i protagonisti di questa serata. Emozionata per la serata di stasera? Sì, sono molto emozionata e contenta comunque per il traguardo ottenuto. Cosa vorrai fare da grande? Allora, ora come ora sto studiando a Ca' Foscari lingue con curriculum politico internazionale e diciamo che il sogno nel cassetto è studiare relazioni internazionali e provare almeno a diventare ambasciatrice italiana in suolo spagnolo. Sindaco, una serata dedicata ai giovani talenti di Vicenza e di Treviso. Sì, una bellissima iniziativa di Banca delle Terre Venete che unisce due realtà del territorio bancarie che hanno nel loro animus quello di sostenere i giovani attraverso queste borse di studio, quindi un'opera di eccellenza, di sostegno a quelle che saranno le future generazioni che governeranno il nostro paese, la nostra realtà, e quindi sperando che tra di loro ci siano anche degli amministratori futuri che possano volere il bene del proprio territorio e quindi dopo un percorso scolastico di successo riescano anche a fare qualcosa per il proprio territorio. Alberto, o dovrei dire presidente del Club Giovani Soci di Banca delle Terre Venete, qual è l'importanza di essere giovane socio di una banca di credito cooperativo? L'importanza è sentirsi partecipe come giovane dei principi che hanno ispirato la fondazione delle banche di credito cooperativo. Come giovani soci abbiamo portato proposte alla banca e possiamo solo che ringraziarla sempre per l'appoggio che ci ha dato in questi anni. Abbiamo fatto dei corsi sulla formazione per sviluppare ad esempio la possibilità di creare un curriculum. Siamo partiti con delle cose semplici inizialmente, poi siamo arrivati a percorsi di formazione sulla cultura manageriale con il QOA. Abbiamo conosciuto fondatori di start-up di successo a livello nazionale e internazionale, quindi la banca ci ha dato veramente grandi possibilità in questi anni e io sono felice di aver fatto parte fin dall'inizio della creazione di questo direttivo. Attualmente io sto frequentando l'Università Ca' Foscari a Venezia in ambito economico e spero di poterla portare a termine nel migliore dei modi. Sono reduce dalla mia ultima sessione d'esami e il mio sogno sarebbe portarla a termine e poi eventualmente proseguire una laurea magistrale. Beatrice, questa sera è un traguardo anche per te ricevere questo premio. Sei emozionata, ma soprattutto quali sono gli obiettivi da domani in poi? Allora, sicuramente è una grandissima soddisfazione e sono veramente contentissima, molto emozionata. E per quanto riguarda gli obiettivi, adesso sto frequentando il primo anno alla Ca' Foscari di Economics, Markets and Finance e vorrei intraprendere la carriera diplomatica. Dal momento che al Pigafetta ho studiato cinese e tedesco e quindi sono anche un po' abituata a studiare le lingue e adesso mi sto dedicando anche allo studio dello spagnolo. Mattia, stasera ricevi un premio, sei emozionato? Molto, sì. È la prima volta e quindi è un'emozione abbastanza importante, insomma. Sogni nel cassetto? Mi piacerebbe specializzarmi poi con la magistrale in comunicazione pubblicitaria, quindi lavorare in tutto quel mega campo. Sono qui perché credo nel valore di queste iniziative, dell'impegno dei giovani nella banca, non come semplici utenti, ma come gente propositiva, persone che vogliono contribuire con idee nuove e impegnarsi nel mondo del sociale e di queste attività volontarie che contribuiscono un po' alla nostra vita come soci.